Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Il giardino ai piedi dell'Etna. Oggi andrò a fare il distacco della macotta di pesco che già il video l'ho caricato su internet, non ho fatto la congiunzione diciamo per evitare che il video fosse troppo lungo. E oggi dopo 7 mesi abbondanti, questo l'ho fatto il 23 di aprile del 2022, perché sono trascorsi all'incirca 7 mesi abbondanti. Oggi siamo il 30 di novembre del 2022. Anche ho aspettato anche che la pianta andasse piano piano in riposo vegetativo, come vi sto facendo vedere. Un mese fa ho guardato qui nel vaso e aveva alcune radici, perciò sicuramente già ha attecchito benissimo. Sicuramente ora non ci ho guardato perché ora andrò a fare il distacco e poi vi farò vedere quanto radici ha fatto. Quando andavo a fare una magotta, diciamo, o sia di pesco, sia di pero, sia di ciliegio, sia di, che so, di caco, insomma, le piante che poi in autunno perdono le foglie, quando finisce diciamo, la fruttificazione, la pianta già piano piano va a riposo vegetativo, perciò la magotta, diciamo, dove è stata fatta la magotta, comincia a entrare in riposo vegetativo, comincia a cadere le foglie quando vedete, per esempio, la pianta ha molte foglie. Non vi preoccupate che la pianta non sta morendo, è che se ne sta dando prima della pianta madre il riposo vegetativo. In questo caso state vedendo qui la magotta è tutta spoglia, diciamo, senza foglie, guardate, i rami sono tutti senza foglie. Come potete vedere qui la pianta madre, state vedendo di sotto qua, la pianta madre ancora ha molte foglie che piano piano sta andando in riposo vegetativo. Perciò preoccupate se cadono le foglie quando andiamo a fare la magotta, che la pianta madre ha ancora le foglie e la magotta dove abbiamo seguito la magotta non ha più le foglie. Non vi preoccupate che non è morta la pianta. Va bene, detto questo, volevo precisare anche queste affermazioni, diciamo, per chi possibilmente che non ci fa caso, non lo so. Insomma, io ve lo sto dicendo perché ho vissuto, diciamo, queste cambiamenti, ho vissuto di persona. Io ve lo voglio dire a voi. Va bene, ora andiamo a fare la separazione. La separazione andrò a tagliare qui sotto e andrò a tagliare un pochettino più sotto qua, così. Ok, e già come vi faccio vedere, state vedendo, questo è stato tagliato e questa qua è la magotta, guardate. Ora vi faccio vedere meglio quando la andiamo ad invasare. Allora, dopo il distacco, ora vi faccio vedere, state vedendo, voglio fare vedere la verità. Vedendo qua è stato eseguito poco fa il taglio, state vedendo? Il taglio della macotta, state vedendo il ramo della pianta madre. E ora andiamo a aprire, diciamo, a togliere i legacci nel vaso per fare vedere la radicazione. Ho preparato anche il vaso, ho preparato anche il terriccio, state vedendo, questi sono i legacci, andiamo a togliere. A me mi piace fare vedere alle persone la verità dei miei video, che non sono video, diciamo, truccati, e la verità da quando ho fatto la macotta. Questo lo andiamo a sciogliere. Andiamo a togliere anche questo qua e andiamo a togliere anche questo qua, sta vedendo? Questo qua che teneva il vaso, questi tre, sta vedendo? Ora andiamo a dare una spazzatina, sta vedendo? Guardate, guardate, questo lo togliamo, però il vaso, perché c'è poco spazio. Guardate signori, la verità
Questa qua è la macotta che è stata estirpata poco fa. Guardate, guardate le radici. Queste sono le radici del pesco. Guardate, guardate che c'è qua. Mi è caduto un pochettino di terra, non c'è per niente. State vedendo? Guardate. Questa è la verità, signori. Guardate. Guardate tutte le radici. Queste sono le radici del pesco. Guardate. La verità. Va bene. Detto questo non voglio aggiungere niente più perché è inutile prolungare i discorsi quando voi la maggior parte delle persone già sapete. Allora, ora andiamo ad invasare la macotta. Io ho preparato questo vaso un pochettino più grande. Sempre, io utilizzo sempre terra e compost, quello che sia, escrementi delle mie galline, mischiato con la terra del mio giardino. Ovviamente tutto diciamo stagionato, no? Non fresco, tutto stagionato. Ora questa qua la andiamo a mettere così, guardate, così come si trova, senza toccare le radici. Ora piano piano già la pianta, visto che si trova in questo vaso più grande, si sviluppa le radici meglio. Perché anche perché non la voglio mettere diciamo di un posto dove che voglia che cresce, perché non so dove metterla. Però la sto facendo diciamo crescere, radicare in questo vaso. Anche perché già la pianta già è quasi in riposo vegetativo, come vi ho spiegato poco fa, anche se la pianta madre ancora non sta andando in riposo vegetativo, però già è in entrata in riposo vegetativo. Va bene, ora andiamo ad aggiungere tutto l'occorrente, tutta la terra che c'è qua. Andiamo a pressare piano piano così, in modo che aderisce bene nel panetto della macotta che noi andiamo poco fa che siamo andati a capitozzare. Va bene, state vedendo? Ora gli vado a mettere un po' di acqua. Ora mettiamo un pochettino di acqua, bella abbondante, in modo che la terra si inzuppa diciamo di acqua e la lasciamo a mezza ombra per ora, anche se la possiamo lasciare anche che so, in pieno sole, però visto che insomma appena che la pianta è stata capitozzata, perché per non strizzarla molto, ora io la vado a lasciare per una settimana a mezza ombra, così piano piano la pianta piano piano, vedete come si assorbe l'acqua, piano piano la pianta comincia a radicare e formarsi diciamo già a una pianta di pesco. Ora vi farò vedere meglio. Va bene, così già è rinvaso. Io ripeto, ho aspettato fino che la pianta entrasse un pochettino in riposo vegetativo, come potete vedere che senza neanche una foglia, come vi ho spiegato poco fa, che quando andiamo a fare una macotta, sia di ciliegio, sia di albicocco, sia di pesco, sia di susino, quando finisce la fruttificazione, che ci troviamo quasi in autunno, o si anche del melograno, la pianta già va in riposo vegetativo e voi vedete che dove è stata fatta la macotta le foglie cadono. In questo caso, come potete vedere qua, come avete visto anche poco fa, che ancora la pianta madre ha qualche foglia, perché non vi preoccupate che la pianta non è morta, l'importante è che radica e insomma che la macotta è andata a buon fine. Ora vi faccio vedere un attimino la pianta un pochettino di vicino e concludo il video. Io con questo video vi saluto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere quando ho fatto la macotta, vi ho fatto vedere diciamo
ora il distacco dopo 7 mesi, avete visto le radici del pesco. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Da oggi in poi il mio canale si chiamerà non più Giovanni Dalotti Idea, ma si chiamerà Un giardino ai piedi dell'Etna, che poi voi potete vedere anche nella descrizione sul mio canale. Ho dovuto cambiare anche questo, diciamo, questo titolo del mio canale, però è sempre carino. Se cercate Giovanni Dalotti Idea ovviamente risponderà sempre il mio canale, però questo qua è il link, diciamo, del mio canale, il giardino ai piedi dell'Etna. Vi saluto, alla prossima, ciao, alla prossima.